Buongiorno a tutti ragazzi, poco fa c'è stata una scossa di terremoto alle porte di Roma, diciamo verso le 10:30, quindi nella zona a nord della cittadina di Colonna. La scossa è 0,5, però ha una profondità di 8 km, quindi diciamo che è stata molto sentita dalla popolazione, soprattutto nei piani alti delle abitazioni. Fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose, quindi come sempre tanta paura, ma nulla di pericoloso in effetti, quindi solo la paura c'è stata e niente più. In effetti la scossa era di bassa magnitudo, il problema come sempre è la profondità che era di solo 8 km, quindi diciamo che ai piani alti è stata molto sentita, quindi la gente chi è scappato in strada, chi comunque il solito che si fa quando si sente un terremoto, quindi diciamo che è successo alle 10:30 di stamattina a 2 km a nord della cittadina di Colonna, l'ipocentro alle coordinate più o meno vicine a Colonna, quindi profondità 8 km, quindi ragazzi questo è l'ultimo aggiornamento diciamo delle 13, quindi non ci sono segnalazioni di danni, persone, cose, solo la paura, quindi è stata sentita giustamente ai piani alti, però per il resto ragazzi è tutto a posto. Quindi ragazzi come sempre vi auguro buon appetito e come sempre meglio così che non c'è stato nessun danno. Ciao a tutti.